No, non so cosa abbia fatto. Spero una foto. Eh? Eh? Ti rendi conto? Fantastico! Guarda, guarda! Grazie, grazie, grazie di esistere. Ragazzi, buongiorno. Oggi nuovo video sul tubo. È stato un giro un po' improvvisato. Era un sabato pomeriggio e ho voluto farmi un giretto così subito dopo pranzo. Inizio autunno, è ottobre, quindi cercavo di trovare un posto non troppo lontano da raggiungere nel pomeriggio e comunque vedere dei bei panorami, dei bei paesaggi. E non voglio dirvi, non ho scritto neanche dov'è, perché in verità ho trovato questo giro in un famoso sito di giri in moto, no? Che ti consigliano dei bei giri in moto, ed era un posto da raggiungere a 1700 metri con un po' di chilometri di sterrato bello da fare, abbastanza impegnativo. Ho letto che l'hanno fatto, è stato fatto e sono voluto andare, però quando sono arrivato lì in verità ho visto il cartello, il segnaletica, no, che non si può entrare, non c'era nessuno, mi sono comunque affidato a quello che ho trovato sul sito e sono salito su. Non sono arrivato fino in cima, però mi sono divertito un mondo a fare una strada pazzesca. Per andare su ho trovato anche forse 2 o 3 persone, una si è anche fermata incuriosita della moto, mi ha detto che anche lui aveva una moto, gli piaceva la IMA, ovviamente, non c'è persona che mi ferma o che mi guarda la moto, vabbè. E parlando un pochino mi ha detto che cioè, non potevano passare i mezzi per di là. Niente, quindi io non vi dico dov'è, magari qualcuno lo viene a sapere, ho fatto una cosa che non si doveva fare, la prossima volta sto più attento, ormai l'avevo fatta. Quindi non fatelo, mi raccomando, cercate di guardare sempre dove si può andare oppure no in moto, perché magari si rischia una multa. Io sono stato fortunato, non c'era nessuno, ho trovato solo questo motociclista che mi ha anche detto ma sì, ormai vai, manca poco, sei lì. L'ho fatto, per fortuna anche non c'era nessuno, un sabato pomeriggio, e in verità mi sono divertito un sacco. Comunque vi lascio il video, buona visione, spero che vi piaccia, io mi sono divertito. Se vi fa piacere mettetemi un like e seguite questo canale. Vi lascio il video, ciao. L'ultimo inventato, partiamo qui da Treviso e andiamo in un bel posto. A dopo. Fa un caldo tremendo. Ottobre a Treviso, che caldo! Ecco, vedete, io davanti a questi paesaggi, a queste strade, ok? Queste strade qua, anche se sono belle da correre, a me non mi viene voglia di correre, cioè guarda che paesaggio, io voglio andare piano, voglio guardarmi sto paesaggio, i vigneti, sti colli, cioè che cosa è? Pazzesco, che figata, andiamo! Roba enorme sull'occhio perché da mora tengo la visiera aperta, no? È fresco, ma una roba grossa sull'occhio, che cosa ho visto? Mamma mia che bella gli occhi, perché adesso fa pietre,
so se vedete dove sono, ma la contessa mi mancava lo sterrato. In questo periodo sto montando il video dell'alta via del sale e poi guarda là. Adesso dovremo andare lassù per questa strada. No. Contessa, andiamo. Cioè, ma guardate lì cosa c'è? Non so se vedete, ma pazzesco. Cioè siamo a 1600-1700 metri, ragazzi. Guardate che sentieri, guardate che figata, fantastico. La contessa ti porta ovunque, 24 cavalli, 400. Guarda dove siamo. Fantastico, sto esplodendo. Mamma mia, guarda che paesaggio. Fantastico. Ci voleva un sabato così, ragazzi. Che bello, guardate là, figata. Sopra le nuvole siamo, guarda. Sopra le nuvole, sopra, guarda. La ragazzaccia qua, è proprio una ragazzaccia. Ma la contessa mi stupisce sempre di più. Forse perché ha 24 cavalli che riesce ad andare su con piacere dappertutto, con tranquillità. Non so, magari chi di voi è più, ne sa un po' più di moto, di me, di motori e di tutto, mi sa dire perché, se l'avete provata però, che veramente, cioè ho fatto una stradona, eh? Ciao, grazie.
Grazie di esistere. Cioè, pazzesco. Mua, mua. Per fortuna una maglietta tecnica che riesce a trattenere il sudore e comunque a non farmi morire. E il problema è che questa giacca qui dentro è un po' bella bagnata. Mi sono messo la parte interna per riscaldare inverno. I soliti guanti estivi penso che bastino, però mi sono messo questo perché veramente inizia a far freschetto. E io sono un freddoloso, soprattutto al collo. Andate. Ciao, torno a casa. Ciao. E poi arrivi a casa. Ed è un piacere dirgli: brava ragazza, sei stata bravissima. Come sempre mi porti ovunque. Gli diamo una buonanotte. E Ciccio, c'è anche Ciccio. Alla prossima.